Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Una nuova puntata di Auto da Fè. Questa mattina vorrei proporvi alcuni articoli che possono suscitare, spero, la vostra attenzione, il vostro interesse. Partiamo da un bel pezzo del professor Ugo Volli sulla rivista ebraica Shalom.it a proposito del difficile cammino del piano di Gaza, il piano per la pace. Il percorso del piano Trump per Gaza, scrive il professor Ugo Volli, prosegue lentamente. Siamo ancora alla prima fase, quella della liberazione dei rapiti del 7 ottobre, sia vivi che assassinati dai terroristi. Il cessate il fuoco, con la restituzione dei 20 israeliani rimasti vivi dopo 2 anni di spaventosi maltrattamenti e vere e proprie torture nelle mani dei terroristi, il cessate il fuoco è avvenuto poco meno di un mese fa. La consegna delle salme degli uccisi doveva avvenire entro 72 ore, ma è andata avanti pian piano, con lunghe interruzioni. Venerdì sera è stato restituito il corpo di Lior Rudayev, caduto in difesa del kibbutz Nir Yitzhak durante il pogrom. Ora, fra i rapiti del 7 ottobre, ancora 4 salme di israeliani e una di un lavoratore straniero restano nelle mani dei terroristi, forse coperti dalle rovine dei tunnel in cui erano stati nascosti per poterli scambiare in seguito. Oltre a queste, scrive ancora Ugo Volli, vi sono i resti del tenente Hadar Goldin, caduto durante l'operazione Margine Protettivo del 2014, appena restituito peraltro, che si ritenevano nascosti nello stesso complesso di tunnel a Rafah, nella zona controllata da Israele, dove si nascondono circa 150-200 terroristi bloccati dopo il cessate il fuoco. Hamas sostiene ora di avere recuperato la salma di Goldin altrove, ma cerca di ottenere, in cambio della salma, i terroristi bloccati. Israele li considera nemici combattenti, anche perché dai loro tunnel sono partiti alcuni attacchi nelle scorse settimane che hanno fatto vittime tra le truppe israeliane che presidiano la linea gialla del cessate il fuoco. Dunque, per Israele, essi devono essere catturati o eliminati, certo non rilasciati, per ritornare nei ranghi delle unità terroristiche. La probabile presenza della salma di Goldin impediva di distruggere i tunnel con i bombardamenti, con gli esplosivi, con le iniezioni di cemento, come l'esercito israeliano sta facendo con altre tane del terrorismo. Ma ora forse questo ostacolo è caduto e peraltro appunto il corpo di Goldin è appena stato restituito. L'Egitto sta cercando di proporre una mediazione con l'appoggio degli americani che vogliono soprattutto evitare il collasso del loro piano. Il problema rimane aperto. La scorsa settimana, prosegue il professor Ugo Volli su shalom.it, è circolata poi una bozza di risoluzione delle Nazioni Unite, dell'ONU, per l'istituzione della forza militare internazionale che nella seconda fase dovrebbe assumere il controllo di Gaza e assicurare il disarmo dei terroristi. È un tema molto complesso perché Hamas non vuole cedere le armi, rivendicando il diritto di mantenerle oppure dicendo di essere disposto a consegnare solo quelle pesanti ma non quelle personali ed esclusivamente a un governo palestinese della striscia in cui conta di avere parte magari sotto mentite spoglie. Insomma, qualcuno deve togliergliele con la forza. Alcuni dei paesi che Trump ha cercato di coinvolgere nella forza internazionale sono poi inaccettabili per Israele, perché chiari sostenitori di Hamas come la Turchia e il Qatar, altri come gli Emirati e l'Azerbaigian, sono molto riluttanti a impegnare le proprie truppe in un ambiente come Gaza. Vi sono dubbi anche per quanto riguarda l'Egitto, che sta rafforzando ben oltre i limiti del trattato di pace le proprie truppe nel Sinai e non vuole o non riesce a reprimere il contrabbando di armi dal suo territorio ai terroristi, tanto che Israele ha dovuto stabilire una zona militare chiusa per tutto il confine fra il Negev e il Sinai.
Anche la futura amministrazione civile è in discussione, perché le varie fazioni palestinesi cercano di assumerne il controllo, sottraendolo a quello internazionale previsto da Trump. Le trattative diplomatiche certamente continuano, ma se ne sa poco. Insomma, osserva il professor Volli, non è affatto chiaro come sarà davvero la seconda fase del piano Trump. Una cattiva soluzione rischierebbe di vanificare la vittoria israeliana. Negli ultimi giorni l'amministrazione americana ha molto vantato l'adesione del Kazakistan ai cosiddetti patti di Abramo, ma questo paese aveva già rapporti diplomatici con Israele dal 1992, subito dopo la sua indipendenza. L'ingresso nel club dei patti di Abramo è più importante per gli Stati Uniti, che consolidano un accesso privilegiato alle importanti materie prime e alla posizione strategica del Kazakistan fra Russia e Iran, piuttosto che per Israele. Ma questa, osserva su shalom.it il professor Ugo Volli, potrebbe essere la premessa per altre adesioni più importanti, innanzitutto quella dell'Arabia Saudita. Nel frattempo ci sono di nuovo problemi al nord. Il governo libanese non sa o non vuole disarmare davvero del tutto Hezbollah e Israele è costretto a intervenire sempre più frequentemente, nonostante il chiaro sabotaggio della forza dell'ONU, UNIFIL, che pure dovrebbe presto essere sciolta. Si parla con insistenza di una possibile nuova azione di terra. Vi sono segnali allarmanti anche dall'Iran, che sta cercando di restaurare il progetto di armamento nucleare e le forze missilistiche e antiaeree che lo completano. Anche qui non è escluso che il conflitto si riaccenda. Continua a essere attivo anche l'ottavo fronte, quello delle piazze in Occidente. Nonostante la tregua, che tiene da un mese, e l'accertamento ormai chiarissimo che non vi è stata a Gaza né la fame, né il genocidio, né la strage dei bambini, ossessivamente rilanciate sui media dalla propaganda di Hamas, la violenza antisemita, verbale ma anche fisica, continua in tutto il mondo occidentale, con coinvolgimento di scuole, università, media e forze politiche cosiddette progressiste. Infine, scrive ancora il professor Ugo Volli su shalom.it, nella cronaca di Israele hanno avuto in questo periodo largo spazio, purtroppo, anche alcuni scandali inquietanti. Si è avuto l'arresto per corruzione del presidente della gloriosa Histadrut, il sindacato unico che per un secolo è stato una delle colonne dello Stato di Israele e prima ancora dell'insediamento ebraico nel mandato di Palestina. Con lui sono stati arrestati una decina di sindaci, esponenti politici e sindacali e aziendali, tutti indiziati di un complesso scambio di corruzione. Ancor più grave è lo scandalo che ha coinvolto la Procura Generale militare e in parte di riflesso quella civile, presieduta dal cosiddetto consigliere giuridico del governo israeliano, in realtà capo dell'opposizione burocratica alla maggioranza parlamentare. La storia, in breve, è questa. Un anno fa la procura militare incriminò per maltrattamenti alcuni soldati incaricati di custodire pericolosi terroristi arrestati. Ci fu una mobilitazione di politici e commilitoni a loro difesa. Su un canale TV israeliano e poi sui media internazionali uscì allora, a indagini aperte, un filmato chiaramente manipolato, non letteralmente falsificato, ma tagliato e montato ad arte a partire da registrazioni diverse, in modo da suggerire l'idea di abusi pesantissimi. La procura militare affermò di non essere in grado di individuare i manipolatori del filmato e chi l'aveva diffuso. La procura civile sostenne la stessa tesi davanti alla Corte Suprema. Sembrava che il caso fosse chiuso, anche perché la procura militare non si era opposta al rilascio a Gaza del terrorista che sarebbe stato maltrattato nell'ambito degli accordi Trump. 10 giorni fa è venuto fuori, casualmente, che la diffusione e probabilmente la manipolazione del filmato era opera di un gruppo degli stessi magistrati della procura militare, per decisione del suo capo, Yifat Tomer Yerushalmi, che di conseguenza è stata messa fuori servizio, si è dimessa e ha inscenato un finto suicidio, forse per liberarsi delle prove contenute nel suo telefono. Ora è agli arresti domiciliari. Lo scandalo ha coinvolto anche la consulente giuridica del governo, Gali Baharav Miara, che
nonostante le sue resistenze iniziali, ha dovuto rinunciare all'indagine per avere a suo tempo avallato la finta indagine di Yerushalmi. Il caso è ancora aperto, bisogna accertare chi era coinvolto e perché, ma certamente incide sul conflitto fra alta magistratura e maggioranza parlamentare. Così su shalom.it il professor Ugo Volli. Dal sito memory.org invece, Middle East Media Research Institute, vi segnalo un articolo dedicato alle reazioni che ha suscitato in Iran la vittoria di Mamdani a sindaco di New York. Dalle rivendicazioni di vittoria per i valori della rivoluzione islamica all'asse di resistenza e della Palestina alla celebrazione della sconfitta del presidente Trump, dell'ordine dominante negli Stati Uniti e della lobby ebraica. Insomma, scrive memory.org, lo trovate in home page, dopo la vittoria di Zohran Mamdani a sindaco di New York, i portavoce e gli alti funzionari del regime iraniano l'hanno definita con entusiasmo un successo strategico dei valori del regime rivoluzionario islamico iraniano. Le loro reazioni, scrive Memory, possono essere suddivise in diverse narrazioni. La prima riguarda la vittoria della rivoluzione islamica, l'asse della resistenza, l'indebolimento dell'Occidente. La narrazione dominante, presentata dai rappresentanti del regime iraniano, come il sito web Nour News, affiliato al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniana, così come il canale Telegram Quds Force dell'IRGC, ha sottolineato che la vittoria di Mamdani ha segnato l'inizio del declino del trumpismo e il crollo del vecchio ordine capitalista negli Stati Uniti. Si è sottolineato anche che il sostegno aperto di Mamdani, che è un musulmano sciita, alla Palestina ha reso la sua vittoria un trionfo per il fronte della resistenza e un riflesso del risveglio del settore degli immigrati e dei musulmani negli Stati Uniti. Il sito web pragmatico conservatore Ashr e Iran ha sottolineato che l'elezione di Mamdani, avvenuta quasi 2 decenni dopo gli eventi dell'11 settembre, riflette il superamento delle barriere mentali create in seguito a quell'evento e ha anche espresso la speranza che il cambiamento iniziato a New York si rifletta nelle elezioni del Congresso degli Stati Uniti il prossimo anno. I funzionari del regime iraniano hanno poi interpretato la vittoria di Mamdani come un messaggio diretto della rivoluzione islamica. Fouad Izzadi, docente presso l'Università di Teheran, l'ha descritta come il risultato dell'occupazione dell'ambasciata statunitense a Teheran addirittura il 4 novembre del 79, cioè 46 anni prima. E il membro del Malis, Abolghasem Jarareh, ha annunciato che essa dimostrava la forza dello slogan "Morte a Israele", promosso dal regime iraniano fin dal suo inizio. Un altro filone di interpretazioni iraniane della vittoria di Mamdani a sindaco di New York sottolinea l'indebolimento della lobby ebraica. La vittoria ha segnato un cambiamento nell'approccio degli Stati Uniti verso Israele e un indebolimento della lobby sionista, la cui influenza a New York e nell'arena americana era in declino. Si è sottolineato che la vittoria di Mamdani rifletteva l'indebolimento della lotta ebraica, il crollo dell'uso dell'accusa di antisemitismo. Al contrario, l'intellettuale riformista Sadek Zibakalam ha elogiato la democrazia americana, lo Stato di diritto degli Stati Uniti che hanno permesso a Mamdani di essere eletto e ha aggiunto che la vittoria di Mamdani dimostra che nonostante tutta la propaganda iraniana degli ultimi 46 anni, in questo paese gli Stati Uniti, la democrazia e lo Stato di diritto hanno l'ultima parola. Sul tema di Gaza e di Israele vi segnalo poi dal sito gatestoneinstitute.org un articolo di Pierre Rehov, laureato in giurisprudenza all'Università di Parigi-Assas, un giornalista, romanziere, documentarista, autore di saggi e romanzi. Il suo ultimo saggio sulle conseguenze del massacro del 7 ottobre, intitolato 7 ottobre la risposta, è diventato un best seller in Francia. Come regista Pierre Rehov ha prodotto e diretto 17 documentari, molti dei quali girati ad alto rischio nelle zone di guerra del Medio Oriente, incentrati sul terrorismo, la parzialità dei media e la persecuzione dei cristiani. Il suo ultimo documentario, Pogroms,
evidenzia il contesto dell'antico odio ebraico all'interno della civiltà musulmana come principale causa del massacro del 7 ottobre. Insomma, scrive Pierre Rehov su gatestoneinstitute.it un articolo dedicato al cosiddetto miraggio, secondo lui, della ricostruzione umanitaria. Miliardi per Gaza, ma chi impedirà la prossima jihad, la prossima guerra coranica, insomma? Gli stessi revisori delle Nazioni Unite, scrive Rehov, hanno scoperto più di 100 indagini su frodi, tangenti e progetti fantasma. Se la corruzione poteva prosperare sotto il controllo nominale del governo in Iraq, immaginiamoci il potenziale a Gaza, dove gran parte del regime terroristico rimane intatto. Precedenti esperimenti delle Nazioni Unite, come lo scandalo Oil for Food in Iraq, hanno dimostrato che quando la supervisione è debole e la politica prevale sulla responsabilità, i programmi cosiddetti umanitari diventano estorsione che si autoarricchisce. Per anni, osserva ancora Pierre Rehov, le forze di Hamas sono state filmate mentre confiscavano carichi di aiuti umanitari direttamente dai camion e dai magazzini delle Nazioni Unite. Questo non è caos, è un modello di business. Non si tratta di abusi isolati, bensì di un modello strutturale in cui gli sforzi umanitari di fatto finanziano il jihad, la guerra coranica. Dopo l'invasione di Israele da parte di Hamas del 7 ottobre 23, le indagini hanno confermato che molti dipendenti dell'Alto Commissariato per i Rifugiati a Gaza dell'UNRWA hanno partecipato, delle Nazioni Unite ovviamente, hanno partecipato o facilitato gli attacchi di Hamas, inducendo oltre 20 paesi donatori, tra cui Stati Uniti, Canada e Germania, a sospendere i loro finanziamenti. Alcuni paesi, tuttavia, sotto pressione politica, hanno ripreso i pagamenti mesi dopo, nonostante nuove prove dei legami del personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, con l'ala militare di Hamas. L'amministrazione statunitense continua a spingere per un processo politico per rilanciare l'auspicato quadro di pace, parzialmente slegato dalle realtà della regione. Gli Stati Uniti possono considerare la ricostruzione come un percorso verso la normalizzazione, ma per Israele, il paese i cui cittadini sono stati massacrati e i cui confini rimangono minacciati, la sicurezza viene prima dell'opportunità e la sopravvivenza prima del consenso. Quando le armi tacciono, scrive il Pierre Hove in questo articolo su gatestoneinstitute.org, quando le armi tacciono, i governi occidentali si affrettano a ricostruire. L'Unione Europea, gli Stati Uniti, diversi stati arabi stanno impegnando decine di miliardi di dollari per ricostruire Gaza. L'impulso può essere umano, ma il risultato potrebbe essere catastrofico, scrive Pierre Rehov. Se i fondi non saranno sottoposti a controlli rigorosi, trasparenti e applicabili, saranno nuovamente utilizzati per alimentare la stessa infrastruttura terroristica responsabile della distruzione di Gaza. In Iraq, dopo la sconfitta dell'ISIS, lo Stato islamico, le Nazioni Unite e i donatori occidentali hanno lanciato il Fondo di finanziamento per la stabilizzazione, investendo oltre $1,5 miliardi in ponti, ospedali, reti elettriche. Nel giro di 2 anni, gli stessi revisori delle Nazioni Unite hanno scoperto più di 100 indagini su frodi, tangenti, progetti fantasma. E se la corruzione ha potuto prosperare in Iraq sotto il controllo nominale del governo iracheno e dell'ONU, immaginate il potenziale di corruzione a Gaza, dove gran parte del regime terroristico rimane intatto. L'ispettore generale speciale degli Stati Uniti per la ricostruzione dell'Iraq definì poi quell'iniziativa il più grande programma di spreco e di frode nella storia degli Stati Uniti. Fu un enorme miraggio umanitario e ogni segnale suggerisce che Gaza stia andando nella stessa direzione, scrive Pierre Rehov in questo articolo che trovate in home page su gatestoneinstitute.org.
Anche precedenti esperimenti nelle Nazioni Unite, come lo scandalo Oil for Food, osserva ancora Rehov, avevano dimostrato che quando la supervisione è debole e la politica prevale sulla responsabilità, i programmi definiti umanitari si trasformano in estorsione che si autoarricchisce. Per decenni Hamas ha monetizzato la miseria. Ogni camion che entra a Gaza paga una tassa. I terroristi di Hamas, in cambio di compensi per la protezione, scortano, per così dire, i convogli di aiuti. Cemento, acciaio, cavi destinati a progetti abitativi scompaiono in tunnel sotterranei. Per anni le forze di Hamas sono state filmate mentre confiscavano carichi di aiuti umanitari direttamente dai camion e dai magazzini delle Nazioni Unite. Questo non è caos, è un modello di business. Washington e Bruxelles ora riconoscono che le organizzazioni non governative legate al terrorismo hanno sfruttato il sistema di aiuti per anni. Il Tesoro degli Stati Uniti e il Consiglio d'Europa hanno entrambi sanzionato le cosiddette organizzazioni benefiche che hanno canalizzato fondi ad Hamas e al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, FPLP. Questi non sono abusi isolati, ma costituiscono un modello strutturale in cui gli sforzi cosiddetti umanitari di fatto finanziano il jihad, la guerra coranica. Ricerche indipendenti hanno documentato da tempo come Hamas ricicla gli aiuti occidentali attraverso società di beneficenza e organizzazioni culturali in Europa e negli Stati Uniti. Ricostruire Gaza, senza smantellare questa architettura, non è ricostruzione, scrive Pierre Hov, ma riarmo. Qualsiasi discorso sulla ricostruzione di Gaza si scontra con l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite, appunto, che si occupa dei palestinesi e che dal 1949 opera a Gaza. Dopo l'invasione di Israele da parte di Hamas del 7 ottobre 23, le indagini hanno confermato che molti dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite, dell'UNRWA, hanno partecipato o facilitato agli attacchi di Hamas, portando oltre 20 paesi donatori, tra cui Stati Uniti, Canada e Germania, a sospendere i finanziamenti. Tuttavia, alcuni paesi, sotto pressione politica, hanno ripreso i pagamenti mesi dopo, nonostante prove nuove dei legami del personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite, l'UNRWA, con l'ala militare di Hamas. Ridare potere a questa agenzia così compromessa sarebbe un atto di cecità volontaria. Nel frattempo, le carenze di controllo degli Stati Uniti sono ancora più profonde. L'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia e numerose indagini governative hanno rivelato che USAID ha ripetutamente finanziato organizzazioni che fungono da copertura per il terrorismo o l'attivismo ideologico, tra cui entità legate a Hamas e organizzazioni non governative radicali che promuovono l'agenda woke all'estero. Secondo le analisi dell'organismo di controllo, oltre 160 milioni di dollari di fondi pubblici statunitensi sono arrivati a gruppi allineati con terroristi designati o con i loro sostenitori. Come avvertito da ex funzionari dell'amministrazione Trump, USAID stava finanziando sia programmi jihadisti che ideologici di sinistra sotto la bandiera della società civile. L'amministrazione Biden ha scelto di ignorare questi segnali d'allarme. Ancora una volta, l'assenza di prove non è una prova di innocenza, scrive Pierre Rehov su gatestoneinstitute.org. A Gaza, prosegue Rehov, non esiste una linea di demarcazione netta fra infrastrutture civili e militari. Cemento, acciaio, tondini di ferro, fertilizzanti e carburante possono trasformarsi in tunnel, bunker, razzi, rampe di lancio. Gli stessi materiali che i donatori definiscono umanitari sono i mattoni della prossima guerra. Durante i precedenti cessate il fuoco, centinaia di migliaia di tonnellate di merci importate sono scomparse sottoterra. Senza un sistema di tracciamento ermetico, ogni camion carico diventa un potenziale armamento. Il gruppo di azione finanziaria internazionale, Gafi, ha da tempo avvertito che se i donatori non imporranno il tracciamento in tempo reale e la piena trasparenza,
Le ONG saranno particolarmente vulnerabili alle infiltrazioni terroristiche. Qualsiasi sforzo di ricostruzione che ignori questi protocolli non è umanitario, è solo sconsiderato. E allora, il problema che si pone Pierre Hove in questo articolo su gatestoneinstitute.org, il punto centrale, insomma, come ricostruire senza riarmare Hamas. Punto primo, prima di tutto, il disarmo. Nessun aiuto senza lo smantellamento verificato degli arsenali e del sistema di tunnel di Hamas. Secondo, escludere gli intermediari compromessi. Le burocrazie controllate dall'UNRWA, dall'agenzia dell'ONU, e da Hamas devono essere aggirate finché non saranno completati audit indipendenti completi. Terzo, garantire la conformità al GAFI, cioè al gruppo di azione finanziaria internazionale, il gruppo di controllo. Ogni beneficiario deve dichiarare la titolarità effettiva, sottoporsi a screening sanzionatori e accettare audit, cioè esami esterni. Quarto, pagamento tramite deposito a garanzia e pagamenti a milestone. Erogare i fondi, cioè solo dopo una verifica indipendente dei progetti completati e funzionali. Quinto, tracciare i beni a duplice uso. L'utilizzazione di GPS, registri digitali e immagini satellitari per seguire cemento, acciaio, fertilizzanti, carburante dal punto di ingresso al progetto di destinazione. Qualsiasi perdita o scomparsa interrompe le consegne successive. Sesto, vietare i pagamenti in contanti alle milizie locali. Le tariffe di transito, le cosiddette scorte di sicurezza, sono nient'altro che estorsioni, non logistica. Nessun pagamento diretto dovrebbe essere effettuato alle autorità de facto di Gaza. Infine, pubblicare ogni contratto. La trasparenza pubblica scoraggia la corruzione. L'Iraq ha dimostrato che la segretezza genera collusione. Gaza deve essere ricostruita alla luce del sole. Ricostruire edifici, scrive ancora Pierre Rehov, non è la stessa cosa che ricostruire ciò che la gente sta progettando. Versare cemento sulla corruzione non creerà la pace. L'Occidente ha già visto Iraq e Afghanistan bruciare miliardi in nome della costruzione della nazione, nation building. Gaza non deve diventare il terzo capitolo di quel libro dopo Iraq e Afghanistan. Se i donatori, conclude su gatestoneinstitute.org Pierre Hove, se i donatori hanno davvero a cuore i civili di Gaza, il denaro deve muoversi alla velocità della verifica, non della politica. Qualsiasi altra cosa garantisce che i contribuenti occidentali finiranno per finanziare la prossima jihad, la prossima guerra coranica di Hamas, ancora una volta sotto la confortante bandiera degli aiuti umanitari cosiddetti. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha chiarito che la sua posizione non vacillerà. Nessuna ricostruzione di Gaza finché Hamas e tutte le fazioni terroristiche non saranno state completamente disarmate sotto la diretta supervisione di sicurezza di Israele. Questo principio, radicato nella dura esperienza piuttosto che nelle buone intenzioni della diplomazia, è in aperto contrasto con l'amministrazione statunitense, che continua a spingere per un processo più politico, volto a rilanciare un auspicato quadro di pace e parzialmente slegato dalla realtà della regione. Washington, conclude su gatestoneinstitute.org Pierre Hove, gli Stati Uniti, insomma, possono considerare la ricostruzione come un percorso verso la normalizzazione, ma per Israele, il paese i cui cittadini sono stati massacrati e i cui confini rimangono sotto minaccia, la sicurezza viene prima dell'opportunità e la sopravvivenza viene prima del consenso. Ci salutiamo qui, buona mattina, buona prosecuzione di ascolto a tutti su Radio Libertà da Giulio Cainarca. Avete ascoltato Auto da Fè. Jean-Pierre